La scopro da direttore sportivo ad allenatore e questo pareggio portato via qui al Barison come lo giudica? Ma ci lascia un po' con l'amaro in bocca perché abbiamo sbagliato troppe occasioni da gol, soprattutto nel secondo tempo, ne abbiamo avuto 3-4 pulite davanti alla porta, bisogna essere più cinici e portarla a casa sta partita qua, tutto là. Loro meglio nel primo tempo, voi meglio decisamente nel secondo tempo, ma come dicevi queste occasioni sprecate purtroppo lasciano un po' l'amaro in bocca. Beh sì, nel calcio quando si fa gol si vincono le partite, comunque sono contento della prova dei ragazzi, purtroppo abbiamo sempre in questo periodo un po' di infortuni, però vediamo di riuscire a superarli e comunque anche i ragazzi che ha sostituito tra virgolette chi era fuori ha fatto molto bene. Hai dovuto cominciare in salita perché l'infortunio di Acca, che cosa si è fatto? Ma penso che ha preso un calcio da dietro e gli si è gonfiata la caviglia. Prossimo turno? Col Caorle, che ci giochiamo anche in Coppa mercoledì. Sarà una partita difficile, qua il campionato è difficile tutte le domeniche, tutte le squadre sono competitive, per cui bisogna testa bassa e lavorare.